Ragazzi, ecco le statistiche comendiane e i trofei della stagione retro di Football Manager. Vittoria col Milan dello Scudetto 2000-2003, Supercoppa spagnola col Barcellona nel 99-2000 e Liga nel 99-2000 con il Barcellona. Speriamo di aggiungere la salvezza con il Venezia. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano, ritorna a Football Manager Story, siamo su Championship Manager stagione 98-99 e non potevo che scegliere il Venezia dei miracoli, che partiamo anche già con Recoba. Ragazzi, l'obiettivo per quest'anno è la salvezza. Se ci salviamo, raggiungiamo l'obiettivo. Ecco la squadra, adesso vediamo, intanto questa siamo la squadra, diciamo, con il modulo del Venezia, vediamo se così può girare, ma sarà, cioè nel senso, abbiamo comunque la possibilità di cambiare qualcosa e vedere se sono giocatori che magari rendono al meglio. Ho 6 miliardi di lire come budget, però vediamo magari di riuscire a portare a casa qualche soldino in più con qualche cessione. Adesso vediamo se il Cume ce la fa. Ragazzi, inizia il campionato ed è subito un match impossibile col Venezia. Siamo riusciti a fare dei buoni acquisti, da qualche cessione, qualche buon acquisto. Tra gli acquisti, vabbè, Laursen, che però purtroppo in realtà in marcatura è ancora una pippa, l'ho pagato un cazzo, ma per quello. Doni, tutti della Serie B, ragazzi, ovviamente. Buon giocatore, Doni, non è ancora nel suo massimo, ma comunque va bene. Darione Hubner, tutto dalla B, dal Brescia, grande Darione. Poi abbiamo preso Christian Brocchi dal Verona sempre, anche lui non male, e Cyprien dal Lecce. Qui ci sono i colpi di mercato, di più non potevo fare. Questa è la squadra. Taibi, Poschner che poi in realtà non ha mai giocato, mi sembra, nel 98-99. Cyprien, Bilica, Luppi, Valtolina, Volpi, Doni, Brocchi, Maniero Recoba. 4-4-2 semplice. Questa in offensiva, questa in difensiva, cioè questa con palla e questa senza palla. Ok. Abbiamo Pamissi, Tackle duri, tutto ok. Tutto Recoba, perfetto. Molto bene. Salviamo, ma con la Juventus sarà praticamente la disfatta. L'obiettivo è la salvezza, ragazzi. Non possiamo permetterci di più. Sarebbe un bel trofeo portare la salvezza a Venezia. In realtà ce l'ha fatta, devo farcela anch'io. E Recoba ce l'abbiamo dal primo giorno. Juve subito scatenata. Gol della Juve, Alessandro Del Piero porta in vantaggio, ciao, Del Piero doppietta ci sta, con la Juve ci sta. Non è un problema perdere con la Juventus. Allora, tattica. Togliamo Pippo Maniere, proviamo Darione Hubner. Vediamo che giocando Luppi a destra. A destra noi abbiamo anche Pistone sinistro. Non abbiamo un destro di riserva? Devo portarlo via allora. E al posto di Volpi. Mettiamo Miceli. Vai. Non sono queste ovviamente le partite da vincere. Non riusciamo a fare un'azione. Ultimo cambio, esce Recoba, entra Everybody's in the zone, vai. Riproviamo anche. Gol della Juve puttana, speravi un 2-0, invece perdiamo addirittura 3-0 con gol anche di Super Pippo Inzaghi. Ho cercato di prendere Gattuso dalla Salernitana, ma impossibile purtroppo. Raga, siamo a Piacenza. Vediamo se a Piacenza portiamo a casa. Ecco qua, servono punti. Dai. Vediamo cosa combiniamo.
Algarilli di Piacenza. Esce il primo tempo, la squadra c'è. Posizione. Cazzo, Doni addirittura il 62. Ai ai ai. Miceli, perdoni. Il resto c'è. Dai. Allora, le Recoba sta giocando bene. Togliamo Pippo Maniero e mettiamo Tatanka. Poi abbiamo il posto di Volpi. Mettiamo Iachini. Vai. Gol del Piacenza. Ai ai ai, riusciamo a prendere il punto. Gol del Venezia, grande Valtolina. Buon punto, per come se l'ha messa, buon punto. Cacchio, dai, dai, dai che va bene, dai che va bene. Dai che va bene. Un punticino importante. Milan-Roma, vince il Milan, grande. Milan che ha vinto lo scudo, quest'anno qua. Beh ragazzi, siamo contro il Perugia, questa in casa, mi piacerebbe portarla a casa, la Perugia squadra forte, squadra ostica, con Nakata, buoni giocatori. Siamo usciti dalla Coppa Italia, ho messo le riserve, mi sono fregato altamente, devo pensare al campionato, ho perso col Torino, 1-1 l'andata, 2-1 il ritorno a Torino. Vabbè. Sinceramente non volevo rischiare i titolari, bisogna salvarsi ragazzi, dai cazzo, stiamo anche giocando. Nel primo tempo vediamo un attimo le condizioni. Buoni ragazzi, ma che... Ah ok, ho 8 di stamina, perfetto. No, possiamo far così. Gol del Venezia, Valtolina, ancora Valto. Servono i gol di Maniero e Recoba però. Finisce qua 1-0, pesantissimo ragazzi, ottimo. Inter Cagliari 2-0. Brava Inter, brava Inter. Una super Inter ragazzi, una super Inter. Andiamo di Champions. Sono contenti, che bello. Salviamo sempre perché non si sa mai. Ci va a Empoli ragazzi, che a Venezia Empoli è stata la partita che ha cambiato le sorti del Venezia da 2-0 3-2 con tacco di Pippo Maniero. Ok. Allora, vediamo un attimo. Vediamo trasferta ad Empoli. Gol del Venezia. Finalmente Alvaro Recoba. Grande Doni.
Abbiamo pescato bene dalla Serie B. Tanti gialli, però cazzo. Allora. Boh, ora togliamo Valtolina, non lo rischierei. Abbiamo poca gente a destra, purtroppo. Iachini centrale, Miceli left. Siamo un po' messi male. Qua Volpe me lo fa il destro. No. Doni neanche per scherzo. Valtolina devo tenerlo per forza, dobbiamo pregare anche. Magari togliamo Brocchi, facciamo così. Doni, togliamo Brocchi. E mettiamo Miceli. No. Vabbè, possiamo mettere anche Iachini, no problem. Però... scusami un attimo. Miceli. Lo preferisco a Brocchi, ok. C'è Iachini, che è più difensivo. E anche Volpe ha unito Carnasciali a destra. Il problema è che devo portare forse troppi attaccanti o tutto a Obrero devono star fuori. Non so cazzo. Ho poca gente a destra. Per tenere duro sarebbe fondamentale la vittoria anche a Empoli, seconda consecutiva. Infatti che Venezia... No, gol di Morrone. Ai ai ai. Esce Volpi, entra Iachini. Al posto di Doni. Mettiamo Pistone, anche se più difensivo Pistone. Si va a vincere, vittoria pesantissima. Mamma mia che bell'inizio, non me l'aspettavo sinceramente. Siamo quarti. Fuga del Venezia, Milan Bari 3-0. Ottimo inizio. Vediamo nelle riserve chi ho di buono. Sto Zegbo. Mamma mia, tanto veloce, ma è un po' una pippa. Però. Ho qualche destro buono? Mamma mia. No, direi di no. Portiamo via solo il nigeriano. Beh. Qualificazioni. Mi raccomando, speriamo bene. Milan pareggia. Venezia Sampdoria. Cioè, qua abbiamo Brioschi, devo portarlo via Brioschi. L'effervescenza, lasciamo a casa tutta. C'è Brioschi. Fa entrambi sì, lo portiamo via assolutamente. Vai. Andiamo in casa con la Sampdoria per un Venezia che per il momento mi stupisce. Vai. No, subito rosso a blocchi, porca. Non ci voleva questa. Subito un rosso al terzo minuto. Sarà dura. Espulsione che non ci voleva. Gol della Sampdoria. Vincenzino Montella 1-0. La squadra c'è, possiamo continuare.
Nient'afa. Un po' di riposo, mettiamo Dario Hubner. Ormai è finita la partita, è al posto di Doni. Mettiamo Iachini. 2-0 Sampdoria, partita finita, ma subito in 10, gol del Venezia, adesso segna Valtorina, peccato. Perdiamo di misura, ma la squadra c'è. Ricordiamo che retrocedono le prime 4, le ultime 4. No, stai con me, Pippo. Valencia compra Ambrosetti, complimenti. 7 match. Ma cazzo ha fatto? Poi Brocchi ha ammazzato qualcuno, probabilmente. No, ci credo. Facciamo l'ultima partita per oggi, ma ragazzi, Brocchi ha ucciso qualcuno. Col Milan. Ok. E Micheli fuori, ovviamente. Portiamo. Vabbè, tutto ce lo riportiamo che è il nostro talismano. Poi portiamo dal canto e basta. Però a sinistra mettiamo al posto di Everybody Tuta. Chi mettiamo? Brocchi fuori. Bisogna portare Pedone. Pedo, mamma mia. Anche lentissimo oltretutto. Bene. Va col Milan. La disfatta di Milano. Sconfitta con la Sampdoria non ci voleva, però dai, abbiamo già fatto qualcosa di buono all'inizio, dai, ci sta anche perdere. Riusciamo a salvarsi fino all'ultima giornata. Quello del Venezia, calma. Uno a 0, incredibile. Gol del Milan. E il Veg, dai, insomma, serve. Allora. Doni mettiamo. Iachini. Poi. Mettiamo Hubner. E basta. E preghiamo, la vedo dura trovare il pareggio, tenere il pareggio. Birov ovviamente al 90esimo. Cosa Venezia? Cyprien! Ti prego. Come godo, ragazzi, che pareggio pesante. Godo. Ragazzi, un saluto del commendatore veneziano, siamo partiti alla grande. Con 8 punticini in 6 partite, siamo noni e si gode. Alla prossima, ciao!